dare inizio ai lavori di questa mattinata. Comunico subito che alla fine dei primi due interventi faremo una piccola pausa e poi proseguiremo. Permettetemi di ringraziare l'Istituto Veneto, la Scuola Grande di San Rocco, gli organizzatori del convegno che hanno voluto farmi l'onore di presiedere questa sessione in un convegno così importante e così rilevante, che peraltro giunge a un anno dal mio arrivo a Venezia alla guida. Ho avuto il grande privilegio di essere assegnato alla guida della prestigiosissima Biblioteca Nazionale Marciana. Ecco, mantengo solo da un anno veneziano uno sguardo ancora abbastanza esterno e credo di poter dire a questo proposito che una cosa che mi ha molto colpito favorevolmente, un convegno come questo credo che esemplifichi perfettamente questo concetto, che appunto vista dall'esterno la macchina della cultura veneziana è un'orchestra molto armoniosa. Poi probabilmente quando la si percepisce dall'interno se ne scorgono qui e là le dissonanze, però posso assicurare che questa macchina lavora mirabilmente e devo dire soprattutto in un caso come questo in cui si è trattato di celebrare uno dei figli più illustri, famosi, importanti della città. Proseguendo sull'allegoria della macchina, devo dire che la sensazione che invece si ha da questa città è di rappresentare un pochino un perno di tutto ciò che ruota intorno. Chiaramente nella complessità del mondo di oggi questo è impossibile. Probabilmente nella sua storia Venezia ha rappresentato veramente questo perno in alcuni momenti della sua storia, sia a livello politico, civile, militare, sociale e artistico. Oggi non è così, ovviamente, però la sensazione che si ha è questa, di essere un po' al centro del mondo e che tutto ciò che si fa qui trovi una rispondenza di là, dal mare, addirittura di là, dagli oceani. Allora, appunto, sappiamo che questo non è possibile, però, ripeto, la sensazione che si ha è che la cultura veneziana si muova in modo molto coordinato e concorde e, appunto, ripeto, questo convegno è un convegno molto importante intorno a una figura fondamentale. Approfitto ancora dell'immagine della macchina per dire che un'altra delle fortune che ho quest'oggi è di poter introdurre la relazione di Paola Marini, che di questa macchina sicuramente è stato ed è un ingranaggio importante. La sua fama mi esimerebbe da una presentazione troppo puntuale. Tutti sappiamo che è stata direttrice delle gallerie dell'Accademia, adesso ha un compito di coordinamento dei comitati privati internazionali per la salvaguardia di Venezia, quindi due ruoli fondamentali, però voglio ricordare appunto la laurea presso l'Università di Bologna con la specializzazione in storia dell'arte medievale e moderna, la lunga carriera svolta tra Bassano e Verona, dove ha ricoperto tutti i ruoli più importanti nella guida delle istituzioni culturali della città. Non ci sarebbe il tempo di ricordare le numerosissime mostre e restauri organizzati, iniziative, pubblicazioni coordinate e dirette. Devo dire che appunto Paola Marini quest'oggi ha in questa sessione, che ha un titolo molto impegnativo, ovvero sia sulle nuove acquisizioni su Tintoretto, e la sua relazione appunto tratterà, è un po' una relazione chiave perché riassume tutte le nuove acquisizioni su Tintoretto. Quindi io lascio la parola adesso a Paola Marini. Prego.
tutti. Ringrazio molto Stefano Campagnolo, a cui ho lasciato una delle visioni più belle del mondo. Noi capiamo di cosa parliamo. Per questa introduzione così generosa. In realtà le mie saranno poche osservazioni che però è giusto fare in questa occasione. Ringraziando molto gli organizzatori del convegno per l'invito, mi auguro che l'impegno nell'accoglierlo come un grande piacere e quasi un dovere di ufficio vi rendano benevoli nel ricevere le brevi considerazioni che mi accingo a fare e che dopo 2 giorni di intensi lavori suoneranno in buona parte ripetitivi. Ma si sa che repetita iuvant, e ritengo anche che uno dei risultati più interessanti consentiti da questo convegno, che segue quello della soprintendenza, che si soffermava di più sugli aspetti tecnici della proprio costruzione di Tintoretto al lavoro, per citare Roland Krischel, e dopo quello del 2015 della Fondazione Ecini, utilissimo perché precedendo le mostre ha permesso veramente di approfondire tanti aspetti. Credo che siano proprio delle riflessioni su quanto le mostre hanno proposto e verificato una delle opportunità date da questo incontro. Recensendo entusiasticamente su Renaissance Studies la mostra di Madrid del 2007, Benjamin Paul ne valutava il risultato esemplare di fronte a quello che definiva l'increasingly thorny task of launching old master shows, vale a dire la difficoltà sempre più ardua che constatiamo noi stessi quotidianamente di proporre mostre di successo di antichi maestri. Sappiamo, vediamo quella che è la tendenza generale e quindi riuscire a ottenere dei risultati scientificamente rilevanti, ma anche soddisfacenti in termini di audience, di pubblico, per un maestro di arte antica ormai è diventata un'impresa non semplice. Del percorso espositivo, ritorno sempre alla recensione su Renaissance Studies, apprezzava, come moltissimi altri studiosi, la scelta delle opere, la calibratura attenta dei temi religiosi e mitologici, di pale d'altare e dipinti per le scuole di devozione, di ritratti, tema su cui ritorneremo, disegni e bozzetti di diverse tecniche e formati, che coprivano tutte le fasi della carriera di Giacomo Robusti e, accanto a opere ben note, la presenza di alcune proposte e scoperte. Dopo la mostra del 37, di cui ieri abbiamo visto bellissime immagini, oggi possiamo forse ritornare a livello di memoria su alcune. Queste sono i piccoli dépliant, i piccoli fascicoli che Nino Barbantini emetteva prima dell'apertura della mostra, quasi delle anticipazioni, diremmo oggi, e abbiamo visto come la creazione di cartoline, la stampa e la produzione di cartoline fu per la mostra del 37 uno degli straordinari veicoli di promozione, e ne vediamo qui un bell'esempio, e anche nella contabilità che è conservata della mostra del Comune di Venezia, che è conservata nell'archivio della Celestia, tutta la documentazione che riguarda la promozione della mostra è estremamente puntuale. Devo dire, e l'ho ricordato nel mio saggio in catalogo, che c'è anche una enorme campagna di cartellonistica
praticamente in tutto il mondo fino all'Africa, in Europa, in tutta Europa, fino all'Africa settentrionale. Il catalogo rimane naturalmente nello stile del catalogo del tempo, leggero, un documento fondamentale, e allora come oggi la venezianità di Tintoretto si afferma ovviamente in una mostra che allora venne fatta attingendo soprattutto alle opere delle chiese naturalmente e dei palazzi pubblici, quindi una percezione, un modo di affrontare le esposizioni temporanee diametralmente opposto a quello di oggi, dove invece le mostre temporanee sono l'occasione di avere dei prestiti, soprattutto dall'esterno, e in questa occasione noi abbiamo insistito molto sulla contestualizzazione della mostra, proponendo, come vi è stato detto ieri da Friedrich Hillschmann, un anche itinerario tra il Palazzo Ducale, la Scuola di San Rocco e tutte le chiese di Venezia. Allora, dopo la mostra del 1937, che aveva attinto soprattutto alle opere presenti a Venezia, la mostra diretta da Miguel Falomir, e qui siamo al Prado, dimostrava che si poteva esporre Tintoretto anche fuori della sua patria, e per questo veniva accolta con vivissima soddisfazione e quasi con sollievo nel mondo degli studi e anche presso il grande pubblico, registrando 423.000 visitatori, pari a quella di poco precedente di Tiziano, che sono sostanzialmente tenutasi sempre a Capesaro, mentre invece con la mostra successiva di Paolo Veronese ci sarà lo spostamento della sede per non impedire l'attività di Capesaro verso Ca' Giustinian, e quindi questa serie di mostre dei grandi del Cinquecento, degli anni 30, che sono un punto di riferimento fondamentale, quella di Veronese del 39 sarà per la prima volta allestita in una sede diversa, cioè Ca' Giustinian. Bene, questi 400.000 visitatori ottenuti dalla Mostra del Prado del 2007 sono sostanzialmente il risultato delle nostre mostre di quest'anno, cioè per ottenere lo stesso risultato abbiamo mosso mari e monti, circa 100.000 visitatori alle gallerie dell'Accademia, altrettanto a Palazzo Ducale, 200.000 alla National Gallery di Washington. Ma noi diciamo sempre che non sono i numeri che contano, che del resto sono numeri estremamente significativi, ma sono le indagini, sono i 20 restauri sostenuti da Save Venice, sono le ricerche, sono opportunità come queste, sono l'allargamento e la diffusione della conoscenza. Falomir sottolineava in conclusione della mostra, tra i punti forti del progetto, l'indagine sul metodo di lavoro del pittore, sulla sua tecnica, che, messa in valore anche dalla successiva mostra alle Scuderie del Quirinale del 2012 e come ha ribadito Michel Hockmann nel convegno di Palazzo Ducale, è un ambito da cui possono arrivare nuovi risultati. Questo disegnare di Tintoretto sulla tela, intervenendo con numerosi pendimenti, cambiamenti, è una fonte di informazione molto importante da cui arrivano continuamente nuovi risultati. Molti dei suggerimenti offerti dall'allestimento spagnolo sono stati sviluppati nella mostra di Palazzo Ducale del 2018, quello ad esempio di cogliere il metodo di lavoro del pittore costruendo questi teatrini formati da delle piccole figure di cera o di legno, illuminati artificialmente e studiati nella composizione e evidentemente nelle luci. Anche il punto, dicevamo, su Tintoretto disegnatore è un carattere portante che ci rimane della mostra madrilena,
che ha innervato l'esposizione veneziana di oltre 10 anni dopo. Del resto, i due studiosi curatori della mostra di Palazzo Ducale, Robert Eccles e Friedrich Hilschmann, avevano avuto un ruolo di primo piano anche in quell'occasione, presentando negli atti del convegno, che è stato pure curato da Miguel Falomir, che qui vediamo, lo abbiamo già visto ieri, e a destra gli atti del convegno di Madrid usciti nel 2009, che ci hanno offerto una parte importante della nostra storia, cioè la proposta di revisione in senso restrittivo del catalogo di Jacopo Tintoretto, a partire dalla monografia fondamentale di Pallucchini e Rossi del 1982, limitatamente, e naturalmente limitatamente vuol dire comunque un numero grandissimo di opere, alle opere sacre e profane. I ritratti sono ancora esclusi da questa proposta dei due studiosi che, con maggiore continuità e più diffusione, almeno negli ultimi 10 anni, ma sono anche 15, hanno continuato a dedicarsi a questo pittore. Già Benjamin Paul, nella recensione con cui ho iniziato queste mie riflessioni, aveva sottolineato quelli che nella mostra di Madrid erano, a suo avviso, dei limiti nella scelta appunto dei ritratti. E la ritrattistica di Tintoretto in passato, ma ancora lo abbiamo visto oggi, talvolta confusa con quello di Tiziano, ha trovato in anni recenti un interesse sempre crescente nel suo essere fatta di pochissimo, immagini sobrie, modeste, austere e dimesse, ma capaci di catturare un momento del tempo e di fornire una strada per giungere all'animo del personaggio. Fino alla, qui adesso ho una piccola carrellata di mostre, la mostra delle Scuderie del Quirinale, curata da Giovanni Villa insieme con Vittorio Sgarbi, e di nuovo notiamo un cambiamento molto importante. A quella mostra nel 2012 alle Scuderie del Quirinale partecipò Il miracolo dello schiavo di Tintoretto, l'opera chiave dei suoi inizi, su cui Roberta Battaglia ha scritto un saggio molto molto importante nel catalogo della nostra mostra, che invece è proprio partita, d'accordo con Gabriella Belli, Hilschmann ed Eccles, sulla inamovibilità di questo dipinto. Mai si è considerato in questa occasione, questo per dimostrare, partiti da una mostra come quella del 1937, che aveva 30 opere prelevate dalle chiese veneziane, a una mostra in cui un capolavoro assoluto del pittore, che ritrovate finalmente esposto, anche se non in modo definitivo, alle Gallerie dell'Accademia, che si era mosso, credo con le solite pressioni che conosciamo in queste occasioni per la mostra del 2012, e però in questa occasione proprio concettualmente si è pensato di non muoverla e di organizzare la sezione sulla giovinezza di Tintoretto proprio intorno a questo dipinto. Mi fa piacere che un osservatore esterno, sensibile e attento come Stefano Campagnolo, però possa apprezzare la coralità dello sforzo di questa occasione, che veramente ha superato tante tensioni, tanti conflitti e ha privilegiato proprio l'armonia, il contributo di parti diverse, voci diverse, armonizzate insieme, nella celebrazione di questo artista di cui si è voluto sottolineare la venezianità. E mi piace in questa immagine molto materica e, se vuoi, molto artistica, che indica proprio la consunzione dell'esposizione, lo sforzo di coordinare la grafica, di coordinare gli inviti e di coordinare anche i prestiti, gli scambi delle opere, fino ad arrivare, scusate se mi soffermo su aspetti tecnici, su uno che a me come direttrice, ex direttrice di museo, sta molto a cuore,
vale a dire di ottimizzare gli spostamenti delle opere e il contenimento dei costi attraverso una gara comune per la movimentazione delle opere svolta tra le gallerie statali dell'Accademia e la Fondazione dei Musei Civici di Venezia. E arriviamo al punto in cui dicevo che la ritrattistica di Tintoretto, con le sue caratteristiche, che parte ovviamente dalla ritrattistica di Tiziano, ne potrebbe essere diversamente, ma con i suoi caratteri di sobrietà, oggi diremmo di modestia, di minimalismo, riesce a cogliere, a incrociare lo sguardo di questi personaggi e fissare un momento del tempo. Questa splendida parata di ritratti dispiegata a Palazzo Ducale e in qualche modo ripetuta con variazioni, abbiamo visto anche nella mostra di Washington, è stata veramente uno dei punti forti di quella mostra. Ma secondo i curatori di questa, i soliti nostri due colleghi americani, i circa 150 ritratti presenti nel catalogo di Paola Rossi, dove sono affiancati da una novantina di altri ancora meno sicuri, andrebbero oggi ridotti a circa 3 dozzine. Quindi una revisione severissima di cui ieri il nostro relatore non ha parlato, non ha dato numeri, non ha esposto questa cifra, ma certo noi ci aspettiamo che se in qualche modo la loro monografia è rappresentata dal catalogo di questa mostra, che in effetti non ha i caratteri di una vera e propria monografia, ma gli è molto molto vicino, contiene anche iconograficamente praticamente tutta l'opera del maestro, possano offrire anche una loro proposta per quello che riguarda la ritrattistica, che quindi per venire a quello che è una delle mie riflessioni è un momento chiave, la cui importanza è stata sottolineata, che non va visto isolatamente dal resto della produzione, e giustamente anche nella nostra mostra abbiamo cercato, con solo i 2 esempi, però di interpolarlo all'iter di sviluppo e della carriera di Tintoretto, ma su cui abbisogna una riflessione. Infine, ed è l'ultima che faccio partendo da questo presupposto della mostra di Madrid, che rimane veramente la risurrezione di Tintoretto dopo il 1937, c'era stato pochi anni prima da parte di Fernando Ceca questa proposta biografica singolare, curiosa, di quella genealogia di Tintoretto che era stata comperata per il Marchese del Carpio a Venezia da Sebastiano Casser, l'ultimo discendente della casa di Tintoretto, avendone sposato la figlia Ottavia. È un documento della seconda metà del Seicento, del Seicento avanzato, che contiene anche notizie molto bizzarre, tra cui ad esempio che i fratelli di Tintoretto fossero 21, che i figli robusti fossero 21, che sinceramente sarebbero tutti scomparsi dai documenti di cui abbiamo visto da poco la raccolta. Però altre notizie, ad esempio la provenienza bresciana della famiglia, che non trova riscontro assolutamente nelle fonti veneziane e nell'accurata ricerca che ha fatto Stefania Mason in questa occasione, è però molto credibile se vediamo il matrimonio con una donna di origine bresciana, lo zio Comin che lascia la sua eredità, eccetera, eccetera. Venendo all'impostazione della mostra, qua vediamo altre immagini della mostra a Palazzo Ducale allestita da Daniela Ferretti, con un carattere molto più, diciamo, drammatico e scenografico della mostra delle gallerie dell'Accademia, e questo punto che avevo già accennato prima e che abbiamo visto ieri mostrato da Friedrich Hillschmann, cioè di questa diffusione, di questo progetto di mostra diffusa, che ha avuto una risata di mattina, va anche bene, gli autori, ha avuto un momento di grande
grande soddisfazione anche da parte dell'amministrazione nell'approdo. È un ritratto e questi ritratti nell'approdo alla National Gallery di Washington potete vedere tagliati alla vostra sinistra la nuova direttrice della galleria della National Gallery. Ieri Gianni Penzo Doria ci ha detto la sua soddisfazione di trovare un progetto come quello dei documenti di Tintoretto già fatto, e la stessa cosa vale per lei, che si è trovata questa mostra per il suo arrivo. E qua invece Robert Eccles e i due curatori, questa consolazione della nostra e della mia agitazione, che anche gli esperti curatori prima del momento della performance hanno un momento di stress e sono lì nella loro casa che attentamente ripassavano un lavoro a cui si sono dedicati, per quanto riguarda Bob Eccles, credo per decenni. Altre immagini e con la caratterizzazione per quello che riguarda la mostra di Washington della presenza di dipinti, pochi in vero, però molto significativi, come le 9 muse delle collezioni reali inglesi, che non avevano potuto partecipare alla mostra di Venezia. Quindi 2 mostre sostanzialmente collegate con un unico catalogo, ma con qualche piccolo cambiamento, e anche con un bel convegno promosso qui in questo caso dall'Ateneo Veneto e dalla ambasciata italiana a Washington, e che si è tenuta nella sede dell'ambasciata italiana. Bene, come al solito, nonostante uno abbia poco da dire come me, però si dilunga sempre troppo, però mi pare di capire che abbiamo il tempo. Nell'ambito di questo progetto corale, io ero arrivata da pochissimo alle Gallerie dell'Accademia e Gabriella Belli e Bob Eccles sono venuti a propormi una sezione della mostra presso le Gallerie dell'Accademia. Ho solo una piccolissima immagine con Bonifacio, Polidoro, da Caravaggio e Salviati, per ricordare quel primo progetto a cui Bob Eccles e Friedrich Hilschmann fanno ripetuti riferimenti nel catalogo della mostra, e che era diviso per temi, soprattutto la Sacra Conversazione, Cristo e l'Adultera e così via, e che proponeva per ciascuno di questi temi un abbinamento tra Bonifacio dei Pitati, che era onnipresente, proprio come un possibile maestro di Tintoretto, un artista foresto, in questo caso abbiamo Francesco Salviati, e un'opera di Tintoretto medesimo. È un progetto molto interessante che abbiamo tenuto nella massima considerazione, ma che insieme con Roberta Battaglia, che è stata veramente all'interno del museo l'anima di questa mostra, abbiamo ritenuto di dover interpretare secondo la visione propria del museo. Cioè, il museo non è solo un luogo espositivo che accoglie iniziative degli altri, ma ha lo skill, ha le capacità, ha il diritto-dovere di misurarsi con questi grandi temi dei grandi artisti che conserva, e quindi pur tenendo un rapporto molto aperto e continuo con i 2 curatori, proprio nel nome di questa coralità a cui insieme abbiamo tenuto, ci siamo fatti quasi un punto d'onore del resto nella mia vita. Ormai uno è troppo vecchio alla mia età per cambiare, l'ho fatto per Jacopo Bassano, l'ho fatto per Paolo Veronese, pur non essendo una specialista assoluta di questi pittori, è una possibilità e un diritto-dovere, ripeto, del museo di misurarsi con questi artisti. Vedete la nostra installazione molto, diciamo, meno drammatica di quella di Palazzo Ducale, svolta, allestita da Silvia Gris. E quello che mi piacerebbe a questo punto, ritorno a quello che è il tema delle nostre considerazioni,
non usa più la recensione, o meglio, la recensione di una mostra è un esercizio molto faticoso che paga pochissimo in termini di curriculum, però cosa faremmo noi senza il viatico per 5 secoli di pittura veneziana? Voglio dire, esistono delle recensioni che sono tappe miliari della storia dell'arte, e quindi io mi auguro che ancora in recensioni ancora da uscire, oppure qualcuno dei presenti possa valutare quello che è stato uno degli esercizi della mostra, vale a dire quello di proporre una successione cronologica da queste opere. Ieri Michel Hockmann ha detto opere sicure. Certamente opere sicure, che è stata proprio la nostra scelta, poi arriverò a Giovanni Galizzi, ma con l'intento di verificare con le opportunità dei confronti che offre una mostra questa seriazione che adesso rapidamente, vi ripeto, a partire da quello che è stato uno dei grandi ritrovamenti della mostra del 2007 di Madrid, un'opera tizianesca di impostazione anche purtroppo molto rovinata, alla cui presenza a lungo e invano mi sono opposta, ma poi sono anche contenta che sia arrivato in mostra, per proseguire con la conversione di Saulo della National Gallery, ancorabile al 1538, proprio come reazione alla battaglia di Cadore di Tiziano, per giungere invece ad un pezzo sicuramente documentato in quanto firmato al 40, di cui appunto Paola Rossi aveva di recente offerto una lettura su base documentaria molto penetrante, ad un'altra serie di dipinti provenienti dal Palazzo Pisani a San Paternian, di grande influenza vasariana e giuliesca, e anche questi relativamente sicuri in quanto legati al matrimonio di Vettore Pisani, un ventenne che ordina ad un ventenne, lo ha detto il professor Gullino, un soffitto, un ventenne committente che ordina ad un pittore ventenne, e poi invece opere sicuramente di questo periodo, e direi sicuramente autografe di Tintoretto, per quanto possa oggi bisognerebbe tutto aprire una grande parentesi sul tema della autografia, e che però abbiamo cercato di mettere in sequenza con un lavoro di cui piacerebbe vedere il riscontro, ma siamo anche sicuri che probabilmente nel tempo questo riscontro arriverà. Cosa altro volevo dire? Che in una delle altre recensioni importanti, quella di Tom Nichols sul Burlington Magazine, viene sottolineato da una parte un eccesso forse di venezianità, del resto questo era uno degli obiettivi precisi di questa mostra, e un po' il stendere un velo sui conflitti che sono molto con gli altri artisti, e dall'altra che la mostra non rendeva conto sufficientemente dello scarto qualitativo che permette di passare da queste opere che abbiamo visto al grande capolavoro che è il miracolo dello schiavo. Evidentemente se noi avessimo avuto il Cristo e l'adultera di Dresda, il Cristo e l'adultera di Dresda e l'Estere Assuero, questo è sbagliato il titolo delle Royal Collections, noi avremmo avuto due tasselli molto importanti. Voglio dire a Michel Hockmann
che ovviamente abbiamo fatto l'impossibile per avere queste opere. Siamo andati personalmente, sempre Roberta Battaglia è andata personalmente, abbiamo fatto ricorso a tutte le nostre conoscenze, nel mio caso materiate in una carriera molto lunga, ma nell'uno nell'altro di questi dipinti sono stati possibili da avere. A livello del miracolo dello schiavo, un'altra questione che secondo noi rimane aperta, sappiamo che non è così per la maggior parte degli altri studiosi, è il rapporto, il confronto con Michelangelo. Poiché non ne parlano le fonti, la maggior parte degli studiosi ritengono che Tintoretto abbia fatto i soliti 2 viaggi che si conosce a Mantova e a Padova, anzi in ordine cronologico, prima a Padova, dove attraverso il gruppo di Mantova Benavides avrebbe avuto un primo contatto e tramite Bartolomeo Mannati con i primi modelli di sculture o i primi copie delle sculture di Michelangelo, e poi a Padova e poi a Mantova, dove risiedeva il fratello per la commissione gonzaghesca. Ma le citazioni michelangiolesche sono così forti e così vive intorno a questi anni che veramente la nostra mostra ha voluto tenere molto aperta una finestra, lo abbiamo scritto, e di nuovo è stato detto abbondantemente nel catalogo da Vittoria Romani e Roberta Battaglia del confronto con Michelangelo. Abbiamo avuto prestiti molto importanti, devo dire che l'apertura del primo procuratore di San Marco e del proto di San Marco nel consentirci questo confronto dal vivo con Tintoretto, con Sansovino, è stato veramente uno dei punti fortissimi della nostra mostra. Per arrivare alla questione Galizzi, noi riteniamo che il tema fosse stato affrontato dalle mostre di Colonia e di Parigi, e ringraziamo di aver offerto questi confronti molto puntuali. A noi questa sembra, come si è capito, una questione sostanzialmente ferma, sospesa, finché non possono arrivare nuovi documenti, e non misurabile nel confronto di una connoisseurship fatta sul confronto di poche figure, senza tenere presente l'insieme intero delle opere e il loro contesto. È evidente a tutti lo scarto qualitativo tra Giovanni Galizzi, che ci si affanni a dire che era un bravo pittore, e Tintoretto, ed è anche evidente che probabilmente già a queste altezze Jacopo aveva una qualche forma di bottega e di collaboratori. Pensando anche ai costi delle esposizioni e all'impegno di mostrare anche un pittore al suo meglio, senza voler eludere il tema che rimane all'interno del nostro catalogo, abbiamo voluto accennarlo con queste 3 opere: l'Adultera Chigi di Palazzo Barberini, il dipinto del Wallraf Rijksmuseum e la Madonna col Bambino. Tutti per noi, cioè non sicuramente, se volete, di Tintoretto, ma ancora da non escludere ad un pittore e attribuendo ad un pittore la cui modestia abbiamo visto in tutte le occasioni che abbiamo potuto verificare grazie a queste mostre importanti. E quindi è una scelta voluta, così come è una scelta voluta quella di aver ripercorso la mostra di Pallucchini dell'81 nella sezione
sezione preliminare, proprio per presentare al pubblico una chiave di lettura non dispersiva e non, diciamo, limpida del pittore, riservando al catalogo e all'apprezzamento del lavoro dei colleghi la considerazione di questo tema. Era Giovanni Galizia a fianco di Tintoretto in questi anni, che secondo noi non sta portando ancora a nessun risultato, in attesa che arrivino eventualmente altre prove più definitive. Vi ringrazio. Grazie molte a Paola Marini per questa importante relazione da cui non poteva non trasparire la grande sapienza museografica, però incentrata sulla questione filologica, che mi pare che possa essere considerata il centro, il fulcro delle esposizioni di questo lungo anno giubilare. Posto che sarà sempre possibile anche nel corso della mattina poter intervenire alla fine degli interventi, chiedo da subito, e magari riserviamo alla fine un piccolo spazio per il dibattito, però se ci sono domande o interventi sull'intervento di Paola Marini, prego. Altrimenti proseguiamo subito con l'intervento di Gianmario Guidarelli, Tintoretto, gli ordini architettonici. Gianmario Guidarelli è ricercatore presso l'Università di Padova, ma si è formato a Venezia presso lo UAV, dove ha conseguito il dottorato di ricerca e oltre ad aver svolto attività in prestigiose università come la Duke University e la Scuola Normale di Pisa, ha pubblicato una monografia sull'architettura della Scuola Grande di San Rocco e la sua attività di ricerca è concentrata soprattutto sui rapporti fra architettura, liturgia e teologia. Attualmente è impegnato in vari progetti di ricerca, in particolare sulle chiese di Venezia, sul paesaggio monastico, con un ciclo, organizza un ciclo di seminari intitolato Armonie Composte, e in generale sulla città dei frati, quindi l'interesse monastico. In questa occasione ci parlerà dello sguardo architettonico di Tintoretto per valutare se nell'arco del tempo della sua lunga carriera ci siano state modificazioni in questo senso, e con alcune comparazioni con altri artisti, in particolare con Paolo Veronese. Prego. Grazie per la presentazione. Il mio intervento parte dai risultati della monografia recentemente pubblicata insieme a Marcel Grosso e promossa dalla Scuola Grande di San Rocco. Il mio obiettivo qui oggi è quello di proporre alcune riflessioni sulla costruzione dello spazio nell'opera di Tintoretto, dal punto di vista specifico dello storico dell'architettura. Questa particolarissima angolatura non può naturalmente che indagare un limitato aspetto dell'opera tintorettesca, ma si pone l'obiettivo di ricostruire, almeno in parte, le sue conoscenze architettoniche e quindi di contribuire alla lettura dei suoi dipinti. D'altronde, una ricca tradizione storiografica, che si avvale principalmente degli studi di Erasmus Vendingen, un vero e proprio precursore, Manuel Falomir, Martina Frank, Eric Forsman, Cecil Gould, Sergio Marinelli, eccetera, ha portato negli ultimi decenni alla conoscenza dell'uso di una peculiare rappresentazione prospettica, che permette a Tintoretto di deformare gli spazi, moltiplicare quadri prospettici, suggerire una percezione dinamica della narrazione e usare le membrature architettoniche soprattutto come elementi di non ordinazione, ma di delimitazione dello spazio. Come è noto, secondo la nota e più volte citata in questa sede testimonianza di Ridolfi, Tintoretto si avvale di una peculiare pratica per impostare gli spazi e la composizione da adottare nei suoi dipinti.
Esercitavasi ancora nel far piccoli modelli di cera e di creta, vestendoli di cenci, ricavando inaccuratamente con le pieghe dei panni le parti delle membra, quali divisava ancora entro piccole case prospettive composte di asse di cartone, accomodandovi lumicini per le finestre. Abbiamo visto qualche minuto fa, abbiamo sentito, ricordato da Paola Marini, che esattamente questo aspetto è stato ricordato in maniera molto suggestiva e importante nella mostra a Palazzo Ducale. Ora, la maggior parte delle architetture previste da Tintoretto nei suoi dipinti, quindi evidentemente Tintoretto ragiona anche in termini di costruzione architettonica, parlano, la maggior parte di queste architetture, non tutte, ma la maggior parte, parlano il linguaggio aulico dell'architettura all'antica, che grazie al trattato di Sebastiano Serlio e alle opere di Jacopo Sansovino anche a Venezia entra nell'alveo della codificazione e della cultura vitruviana. La documentata frequentazione che nel corso della sua carriera Tintoretto ha avuto con Proti architetti come lo stesso Proto di San Marco, Sansovino, ma anche Andrea Palladio, Cristoforo Sorte, Giovanni Antonio Rusconi e secondo me anche Vincenzo Scamozzi, potrebbe averlo portato a conoscere il dibattito sull'architettura all'antica, introdotta con 1000 deformazioni e approssimazioni nella Venezia della Renovatio Urbis. Vi mostro qui due estremi di questa deformazione: un'architettura quasi perfettamente vitruviana, la Libreria Marciana di Sansovino, e questa deformazione molto suggestiva e interessante della facciata della Scuola Grande di San Rocco. È per questo che anche sul disegno degli ordini architettonici che rappresentano l'ossatura progettuale e morfologica di questo linguaggio all'antica, quindi stiamo parlando di un linguaggio, di una sintassi e di un lessico, Tintoretto si sia esercitato in un contesto di grande fervore, un interesse, quello a Venezia per l'architettura all'antica, che tra l'altro porterà più avanti alle 2 edizioni dei commentari di Vitruvio ad opera di Daniele Barbaro. Nel linguaggio dell'architettura all'antica, l'ordine architettonico costituisce insieme l'ossatura tridimensionale dello spazio, un vero e proprio telaio di elementi orizzontali e verticali, e il principale elemento di proporzionamento e di decorazione degli edifici. L'ordine architettonico, infatti, come è noto, è il principale strumento progettuale degli architetti del Rinascimento, che lo usano come sistema proporzionale e morfologico per ordinare, dimensionare e interconnettere spazi e membrature, cioè il vuoto e il pieno. La trattatistica, in questo senso, ha svolto un ruolo cruciale nel determinare e diffondere il canone dei singoli ordini, a partire da esempi antichi. Un ampio filone di studi ha permesso di riconoscere il Magistero Serliano, qui vi mostro 2 incisioni tratte dai libri di Sebastiano Serlio, il Magistero Serliano sul giovane Tintoretto, che infatti riutilizza fin dalle sue prime opere l'intera gamma delle soluzioni permesse dagli ordini architettonici in quasi tutte le varianti possibili: colonne, semicolonne o lesene, come nella presentazione al Tempio dell'Accademia, con fusto scanalato o liscio, colonne tortili, con o senza piedistalli. Nello stesso tempo, Tintoretto si esercitava nella raffigurazione di quasi tutti gli ordini, come il dorico, sotto forma di colonne nella lavanda dei piedi del Prado o nell'Angelo Annunzia il martirio a Santa Caterina, di semicolonne nel corpo di San Marco viene tolto dal rogo del martirio di Bruxelles, eccetera. Oppure lo ionico, l'abbiamo appena visto, in Cristo e l'Adultera, sempre limitatamente all'attribuzione possibile a Tintoretto. Il Corinzio, sotto forma di lesene nella presentazione ancora una volta al Tempio dell'Accademia, o in Gesù davanti a Pilato nella Scuola Grande di San Rocco. Tintoretto conosce anche le forme spurie dell'ordine, cioè quel cosiddetto ordine bastardo che non è possibile ricondurre a nessuno degli ordini canonici vitruviani. E lo vediamo per esempio nell'ordine dorico semplificato in Salomone e la Regina di Saba. Inoltre, Tintoretto, pur associando al sistema tettonico degli ordini, cioè l'ossatura di elementi verticali e orizzontali, diremmo oggi il telaio architettonico, pur associando a questo sistema tettonico una vasta gamma di elementi lessicali del linguaggio antiquario, festoni, bugnati, soffitti, cassettonati, balaustre, mensole, eccetera, vi mostro così una carrellata di questo tipo, dal punto di vista della sintassi delle membrature,
in realtà utilizza una serie limitatissima di soluzioni, e cioè spazi postili, l'arco inquadrato su una superficie rettilinea o curvilinea, vi mostro ancora una volta la presentazione al Tempio dell'Accademia, il colonnato o il porticato trabeato e archivoltato. Quindi dal punto di vista lessicale e delle possibili varianti, Tintoretto si esercita molto e usa molto le possibili varianti. Per quanto riguarda invece l'aspetto sintattico, soprattutto nella prima parte della sua opera, utilizza una serie limitata di varianti. Negli stessi anni, al contrario, Paolo Veronese usa il linguaggio degli ordini in tutta la sua potenzialità sintattica e linguistica, per costruire spazi dipinti e per suggerire verosimili ambienti all'antica, cioè come uno strumento per la immedesimazione dell'osservatore nel mondo della classicità. Insomma, il linguaggio architettonico di Veronese, che qui vi suggerisco con quest'opera della chiesa di San Sebastiano, è aggiornatissimo e filologicamente corretto, mentre l'uso che Tintoretto compie dell'architettura dipinta, a partire soprattutto dagli anni 60, cioè più avanti, è quasi esclusivamente subordinato al meccanismo spaziale, prospettico e percettivo che intende mettere in atto. Un caso emblematico di questo diverso uso dell'architettura e in particolare degli ordini, che ripeto sono il linguaggio dell'architettura all'antica, è la messa in parallelo del Miracolo dello Schiavo di Tintoretto e di Cristo fra i dottori del Prado di Veronese. Mentre Veronese sperimenta l'associazione di un portico semicircolare ad un ambiente rettangolare, in uno spazio architettonico ritratto in modo plausibile e costruibile, volendo, Tintoretto agisce per frammenti, associati in modo quasi paratattico. Inoltre, mentre i brandelli di architettura usati da Tintoretto sono citazioni da edifici reali o da illustrazioni serliane principalmente, Veronese indaga su temi prettamente architettonici, inventando vere e proprie nuove architetture, come l'accostamento di un ordine composito, le colonne, lo vediamo nella parte semicircolare, ad uno corinzio, una vera e propria sperimentazione linguistica e sintattica, con la variante delle due rispettive trabeazioni. Questa attitudine a utilizzare frammenti di architettura per costruire uno spazio reattivo alle esigenze della narrazione in funzione della composizione di figure umane e oggetti diventa sempre di più una cifra della pittura tintorettesca. È possibile osservare quanto evolve in Tintoretto il diverso modo di rappresentare i vincoli sintattici che rendono il reticolo di elementi verticali e orizzontali un elemento generatore dello spazio nel confronto fra due dipinti architettonicamente molto simili. In Cristo e l'Adultera, il rigido telaio ortogonale formato dalle colonne e dalle travi è interrotto soltanto dalla volta a botte, ad istituire un minimo di gerarchia in uno spazio cartesiano, fra virgolette, dove i personaggi sembrano vagare. Solo 12 anni dopo, lo stesso tema, cioè quello del telaio architettonico con l'ordine ionico, ripreso nella piscina probatica della chiesa di San Rocco, è reso con molta più flessibilità, togliendo la colonna che dovrebbe trovarsi in primissimo piano al centro, secondo una modalità già adottata da Pordenone nelle antistanti pale d'organo di diversi decenni prima raffiguranti San Martino e San Cristoforo. Grazie a questo espediente, cioè togliere una colonna dove dovrebbe stare, lo spazio può affollarsi di figure sistemate in un insieme concitato che a stento sembra contenuto dagli elementi architettonici. Il tema del telaio, peraltro, così connaturato agli ordini architettonici, perde completamente la sua rigidità nelle nozze di Cana, molto più avanti, mostrando però tutto il suo potenziale drammatico grazie a un ardito impianto prospettico. Faccio notare che quasi ogni volta che Tintoretto utilizza un telaio nella sua forte tettonicità, quasi ogni volta utilizza l'ordine ionico. Ora, perdendo le sue caratteristiche più peculiari, le proporzioni e la morfologia, l'ordine si riduce spesso alla sua natura volumetrica, fino a diventare pura articolazione del muro. È quello che succede, per esempio, nella disputa al Tempio che abbiamo appena visto, dove le colonne sono prismi astratti che riflettono la luce e costituiscono i due volumetrici fondali laterali, quindi perdendo completamente la loro natura di proporzionale morfologica. Non si capisce a quale ordine, per esempio, queste colonne appartengano. Una volta
svincolato l'ordine dal suo ruolo di generatore o almeno di contenitore ordinato, razionale, regolato appunto di spazio, ma pura articolazione della parete, Tintoretto inizia a usare le membrature architettoniche, colonne, trabeazioni, archi, pilastri, eccetera, organizzati in pacchetti di elementi volumetrici, come sezioni autonome di scenografie da sistemare su un palcoscenico. Se è così, allora perdono di senso tutte quelle norme compositive suggerite dalla trattatistica che, bene o male, soprattutto sotto forma di citazioni, Tintoretto ha mantenuto fino a tutti gli anni 50. In Cristo davanti a Pilato, che qui vediamo in una ricostruzione compiuta dal gruppo in una restituzione prospettica e modellazione 3D compiuta dal gruppo di ricerca del mio dipartimento, il podio a gradoni del trono, in primo piano, sporge da una struttura mista, formata da una sequenza di 3 colonne corinzie architravate e da un fornice archivoltato inquadrato da 2 semipilastri, in una organizzazione architettonica che Palladio o Scamozzi non si sarebbero mai permessi di fare. La trabeazione che lega i 2 sistemi, in corrispondenza dei 2 semipilastri, sporge sotto forma di pseudocapitelli. Sto parlando di questo elemento qua. Secondo una soluzione che Tintoretto aveva già utilizzato nei Miracoli di San Marco. In questo caso però il portico sostiene una volta a botte cassettonata, che vediamo nella sua fase di imposta. Ed è la transenna che introduce una serie di campate laterali soltanto in parti visibili sulla destra. Il sistema spaziale è quello della adultera di Palazzo Barberini, ma in questo caso è inserito in un sistema più complesso e disarticolato, in cui un secondo portico con colonne appare in secondo piano, come angolo di una struttura più vasta che si prolunga a destra fuori del quadro. Sto parlando di questa parte qua. Oltre a questa seconda struttura, un'alta muraglia ad archi in parte di ruta lascia intravedere il cielo. Tintoretto aveva già usato più volte transenne di colonne o pilastri come quinte fortemente scorciate per chiudere su un lato la scena di un dipinto, nella Visitazione di Bologna, in Estere Assuero di Madrid, eccetera. Inoltre, sequenze molto simili di strutture porticate con elementi alternativamente archivoltati e architravati era già stata raffigurata, come abbiamo visto, nella Lavanda dei Piedi di San Marcuola. In particolare, in Sant'Agnese, che resuscita Licinio nella Madonna dell'Orto, scusate, qui c'è un errore nel titolo, secondo errore del titolo. La relazione tra il primo e secondo piano e sfondo è mediata tra 2 strutture analoghe, quelle dipinte nella sala dell'albergo di San Rocco. La struttura scorciata in primo piano è la parte terminale di un portico con gli archivolti inquadrati da pilastri. La seconda struttura, invece, è un'articolata composizione che si sviluppa in profondità con una serie di transenne, di colonne corinzie trabeate e un massiccio portico archivoltato in primo piano che non si vede molto, però vi assicuro che è praticamente identico a quello che vediamo a San Rocco. Ora, sottoposti a questo processo di scomposizione paratattica e di conseguenza perdendo il loro ruolo di proporzionamento dello spazio, gli elementi architettonici degli ordini subiscono anche un ulteriore processo di astrazione. È evidente nel Cristo alla piscina di Bethesda, dove nella semicolonna dorica rimane soprattutto, sto parlando di questa parte qua, rimane soprattutto il significato tettonico, cioè quello di elementi verticali che sostengono elementi orizzontali. Ma questo lo vediamo anche nell'ultima scena della sala capitolare di San Rocco, dove addirittura gli elementi morfologici dell'ordine, capitelli, trabeazione, eccetera, sono suggeriti da veloci pennellate. A partire dagli anni 60, insomma, Tintoretto, superando la concezione scenografica dello spazio dipinto come collage di riferimenti serliani o sansoviniani, inizia a dotarsi di un set di elementi architettonici standard che sono dotati ognuno di specifiche caratteristiche volumetriche e che, interconnessi in un reticolo complesso di riferimenti prospettici, interagiscono con la narrazione, contribuendo a costruire nel quadro una spazialità dinamica e drammatica. Tintoretto inizia a impostare il rapporto fra figure e forme architettoniche collaudando nelle loro potenzialità spaziali un limitato numero di forme: portici pilastrati, transenne di colonne,
spazi voltati a botte, muri di cinta con grate, scale, eccetera, ma anche di arredi, piattaie, tavoli, camini, eccetera, che possono essere combinati in un numero indefinito di soluzioni prospettiche. In questo modo il pittore può incrementare la complessità e la molteplicità dello spazio della narrazione, come possiamo vedere in questa carrellata di dipinti con il relativa modellazione dello spazio ottenuto in base a un'operazione geometrica di restituzione prospettica. Le due principali conseguenze di questa rinnovata attitudine progettuale, che fa del tutto almeno del ruolo ordinatore dell'ordine architettonico, non c'è più un telaio, sono da una parte la possibilità di stabilire un rapporto molto più complesso e dinamico con lo spettatore, dall'altra un modo diverso e più articolato di interagire con lo spazio reale del contesto per cui è stata concepita la tela, come più volte è stato ricordato nei giorni precedenti. È questa triangolazione tra spazio dipinto, ambiente reale e coinvolgimento dello spettatore che Ridolfi descrive quando definisce la progettualità di Tintoretto focalizzata sul, cito, immaginarsi l'effetto che far potevano le pitture nei lochi loro. Chiusa citazione. Ora, l'estrema conseguenza di questa attitudine è in Tintoretto una grande flessibilità degli effetti volumetrici nella definizione dello spazio, grazie a un uso complesso e spregiudicato dello strumento prospettico. Nell'ultima scena di San Trovaso, dall'ambiente in primo piano si prolungano due spazi in profondità. Il primo a destra si estende verso un arco aperto all'esterno, il secondo a sinistra è accessibile grazie a una scala che attraversa la sala del cenacolo nella sua profondità. Le colonne che collegano il cenacolo con l'arco di fondo sono ridotte a semplici cilindri, perdendo non solo il proprio ordine architettonico, ma la loro stessa riconoscibilità come elementi tratti dal lessico antico. Questo procedere per assemblaggio di elementi standard appartiene forse ad una concezione della composizione simile, abbastanza vicina, a quella adottata da Andrea Palladio. L'architetto vicentino, in quello che Howard Burns definisce il gioco della villa, imposta la pratica della progettazione architettonica, in questo caso stiamo parlando di edifici ovviamente, non di dipinti, come la combinazione, secondo regole ben delineate, di materiale architettonico tratto dai suoi studi sull'antico. La frequentazione fra Tintoretto e Palladio potrebbe risalire agli anni 40, grazie, come l'abbiamo visto, a Vettor Pisani, che aveva affidato al primo la decorazione d'affresco del Palazzo Veneziano e al secondo la costruzione della villa all'Onigo. In ogni modo, una loro diretta collaborazione è documentata in almeno due casi, nella Sala delle Quattro Porte, fra Palladio e Tintoretto, nella Sala delle Quattro Porte di Palazzo Ducale e ancor prima nell'allestimento dell'apparato per l'ingresso trionfale a Venezia di Enrico III. Ecco, qui vi mostro due immagini del gioco della villa proposto ai bambini che visitano il Palladio Museum di Vicenza del Centro Palladio, appunto diretto da Howard Burns. Questa frequentazione fra Palladio, questa ipotetica frequentazione, ipotetica fino a un certo punto, fra Palladio e Tintoretto, potrebbe spiegare anche la conoscenza da parte di Tintoretto di alcune innovazioni agli ordini architettonici apportate in una fra le più innovative fabbriche del Rinascimento veneziano. Nelle colonne ioniche che compaiono nei lati dell'Adorazione dei Magi a San Rocco, la base, il piedistallo e il capitello sono realizzati con elementi lapidei, lo vediamo qua, con elementi lapidei, mentre il fusto è costituito da filari di laterizio. Come ho già notato in altra sede, si tratta di una citazione quasi letterale delle semicolonne della loggia palladiana del convento della Carità, che vedete qua, in questa immagine, con l'unica significativa variante della base ionica vitruviana, con il doppio cavetto mediano, un dettaglio erudito, sto parlando di questo, un dettaglio erudito che Serlio aveva più volte raffigurato nel terzo libro e che Tintoretto aveva già utilizzato nelle colonne della piscina probatica della chiesa di San Rocco. Tintoretto, insomma, conosce il dibattito che si sviluppa nell'ambiente dei proti e degli architetti veneziani sul ruolo dell'ordine come generatore e ordinatore dello spazio, ma pur rimanendo aggiornato sulle relative novità introdotte a Venezia in questo senso, prosegue una propria personale strada di smontaggio
delle membrature architettoniche e del loro riutilizzo in chiave scenografica e prospettica. Vi ringrazio della vostra attenzione. Bene, grazie a Gianmario Guidarelli per questa molto stimolante relazione. Chiedo se ci sono interventi, domande. Prego, il custode. Per la cortesia di Marcel Grosso e Gianmario Guidarelli ho vissuto in parallelo, un po' nascosto forse, la vicenda della costruzione di questo libro che ha appassionato, credo, in modo particolare noi, tra virgolette, architetti e dintorni, per la novità dell'approccio e anche per la difficoltà del tema, che non era stato finora abbastanza esplorato, se non casualmente. E ogni tanto, fermandomi di sera, sarò breve, Stefano, sarò breve. Fermandomi ogni tanto di sera, quando la gente va via, mi capita di fermarmi a guardare i quadri e ogni tanto anche andare a vedere a San Sebastiano quelli di Veronese, questi due che si confrontavano anche perché lavoravano nello stesso periodo. Mi era in qualche modo parso che Veronese avesse un grande interesse per l'architettura e che quello di Tintoretto invece debordasse verso l'urbanistica. E infatti la città la si vede come insieme di spazi comporre appunto ordini, come Gianmario diceva prima, e addirittura rendendoli bastardi tra di loro, cioè facendo la città come un insieme anche di diversità. Con un fatto poi particolare che mi capitava di notare, di vedere, ed era l'uso della geometria come elemento ordinatore anche nel senso matematico del termine. Noi ormai siamo abituati, credo noi occidentali, da Euclide in poi, credo abbiamo nel DNA alcune matrici formali, la proporzione aurea per esempio. Ecco, l'uso di queste proporzioni auree da parte di Tintoretto è assolutamente continuo e dappertutto. E a me è capitato proprio di annotarmi in alcuni quadri la complessità di queste relazioni che intuivo, ma che poi invece il gruppo di Gianmario dell'Università di Padova, che non a caso era formato da ingegneri, da informatici che usavano il digitale, ha ritrovato e dimostrato essere continui. In questo continuando un lavoro che, devo dire la verità, ci era stato suggerito da lontano dal nostro amico Erasmus Weddigen qui presente, che aveva cominciato a capire queste cose e a scriverle in quel suo tedesco impenetrabile per me, che però è stato molto utile. Con una infine variazione, ed è che Tintoretto, e non Veronese, mette in rotazione questi spazi urbani, non fa mai delle prospettive centrali, ne avete vista una di Veronese centrale perfetta, non le fa mai centrali, e io mi divertivo ad andare a vedere dove c'era il punto di fuga, dove, come si faceva a scuola quando eravamo studenti di architettura, che mettevamo gli spaghi del parallelografo per andare a trovare la costruzione dello spazio. Ecco, secondo me, lo dico così con un po' di timore, Tintoretto era un architetto, sicuramente uno scenografo, ma insomma forse era povero, non aveva i soldi per studiare all'IUAV
ma insomma l'avesse fatto l'architetto, credo, o l'urbanista, l'avrebbe fatto molto bene. Scusate, sono cose inventate, naturalmente potete pensarla diversamente. Bene, se ci sono altre domande, altrimenti facciamo rispondere il dottor Guidarelli, ma mi permetto io di aggiungere un suggerimento, una domanda, non so, ovvero sia quale sia l'atteggiamento di Tintoretto quando invece è vincolato dal paesaggio reale, per esempio nelle storie gonzaghesche, quando deve rappresentare la piazza San Pietro, se inventa oppure si attiene fedelmente alla realtà. Prego. Allora, io mi sono convinto che Tintoretto non ragiona da architetto, ma ragiona veramente da pittore, nel senso è molto diverso in questo da Veronese. Come dicevo prima, le architetture di Veronese potrebbero essere costruibili, volendo, e affrontano temi, questo lo ha verificato molto recentemente Howard Burns, che sono tipicamente architettonici, cioè della composizione, dell'uso degli ordini, di tutte quelle contraddizioni interne agli ordini architettonici che già Michelangelo e Giulio Romano avevano messo in evidenza e che poi porteranno alla caduta del classicismo in architettura. Tintoretto in realtà ragiona da pittore che ha bisogno di il cui obiettivo è principalmente la narrazione, almeno per quanto riguarda l'uso delle membrature architettoniche. E lui agisce sempre per frammenti, per brani di scenografia. E io penso, questa è la proposta che faccio molto umilmente, l'uso stesso che fa della prospettiva dà ragione di questa concezione disarticolata dell'architettura, cioè per pezzi, per set, per forme standard che riutilizza di volta in volta. Ed è per questo che mi ha molto suggestionato questo modo simile, parallelo che ha Palladio di montare con un certo numero di regole e un numero limitato di elementi la sua architettura, che è un'architettura tipologica e fatta di varianti, fondamentalmente, ed è per questo che ha avuto così grande successo. Veronese, per esempio, ha un modo completamente diverso. Per quanto riguarda la città, gli ordini architettonici si perdono nella città, spero di averlo mostrato soprattutto nelle ultime slide, si perdono, continua a rimanere in Tintoretto quell'uso dell'architettura in spazi urbani come pezzi di scenografie, secondo il Magistero Serliano. Per quanto riguarda la domanda del dottor Campagnolo, c'è in Tintoretto un certo momento della sua carriera raffigura spazi reali. E sono stati studiati, stiamo parlando di Mantova, no? Ecco, e lì sono vere e proprie vedute di città relativamente fedeli, ma lì ovviamente il tema era la committenza. Committenza esigentissima, come sappiamo dalla ricca documentazione. Non c'è. Certo. A proposito di questo, ne approfitto, apro una parentesi, è proprio in questa occasione che Tintoretto, che esce fuori dal corpus documentario che riguarda Tintoretto, probabilmente l'unico aggancio veramente importante fra Tintoretto e il mondo dell'architettura, quando suggerisce alla Corte di Mantova Rusconi come architetto della Corte, e quindi l'aveva conosciuto nel cantiere di Palazzo Ducale, e quindi ecco, questa è un'occasione in cui Tintoretto dimostra la sua ovvia azione degli ambienti di architettura. Quello che secondo me andrebbe indagato bene è l'eventuale rapporto che potrebbe aver avuto Tintoretto con Daniele Barbaro, che faceva parte, lo sappiamo, della fazione opposta rispetto alla sua, ma insomma che Daniele Barbaro
fosse in quegli anni impegnato in una ricerca sulla prospettiva, che poi porterà al primo trattato stampato di prospettiva nella storia dell'arte occidentale, sto parlando di edizioni a stampa, mi sembra interessante il fatto che c'è un grande intellettuale che oltre a occuparsi di Vitruvio si occupa anche di prospettiva. Prego. Sì, innanzitutto grazie Gianmario per questa relazione straordinariamente interessante. Io avevo una domanda dal mio punto di vista più interessato, diciamo, all'iconografia e all'iconologia, ed è anche abbastanza specifica. Cioè mi chiedo in che modo Tintoretto rielabori o interpreti la presenza di alcuni edifici molto pregnanti dal punto di vista simbolico, che potremmo quasi definire, usando una definizione di Settis, degli originali assenti, no? Penso a quella che è stata riconosciuta come la Meta Romuli nella presentazione di Maria al Tempio, ma soprattutto il Tempio di Gerusalemme, no? Pensavo l'hai mostrata prima la tela della presentazione al Tempio dell'Accademia. Allora mi chiedevo, rispetto adesso io sono abbastanza profana in questo, però a un dibattito credo che ci fosse stato all'epoca di Tintoretto rispetto all'aspetto di questi monumenti che non esistevano più, il Tempio di Gerusalemme, mi riferisco in particolare, se Tintoretto in qualche modo recepisce questo dibattito, come restituisce poi concretamente questi spazi. Grazie. Grazie Esther. Allora, riguardo alla Meta Romuli, era un'immagine che circolava nelle stampe, insomma, non solo a Venezia naturalmente, da Roma in poi. Riguardo al Tempio di Gerusalemme, in realtà le riflessioni, i tentativi di ricostruzione del Tempio di Gerusalemme, io sto parlando di ambito architettonico, quindi poi mi direte voi dal punto di vista, insomma, per quanto riguarda la pittura. Insomma, dal punto di vista dell'architettura arriva un po' tardi il tentativo di ricostruire il Tempio di Gerusalemme. Che io sappia, nei trattati di architettura, perché io parlo di trattati di architettura, in realtà l'attenzione era su altre cose, no? Arriverà un po' più tardi, nel 600, il tentativo di ricostruire il Tempio di Gerusalemme. Però ne approfitto per, dire anche questo, cioè che, come ho mostrato, e come si sa, non c'è nessuna novità, Tintoretto fa molte citazioni, opera soprattutto nella prima parte della sua carriera per citazioni, e in questo caso è Sansovino, ovviamente, è stato dimostrato più volte, è Sansovino che Tintoretto cita più volte. Vorrei soltanto ricordare che il miracolo dello schiavo, ne volevo parlare oggi ma non c'era tempo, il miracolo dello schiavo era posto nella controfacciata della sala capitolare di San Marco, esattamente in asse con quel cosiddetto presbiterio, cioè quella parte rialzata della sala capitolare divisa dalla sala capitolare attraverso una transenna di colonne, che Sansovino insieme a Scarpagnino aveva costruito nella sala capitolare di San Marco. Allora, da una parte c'è uno sfondamento, c'è una trasformazione dello spazio reale della sala capitolare, con lo sfondamento reale sia in senso altimetrico sia in senso volumetrico dello spazio del cassone della sala, cioè del parallelepipedo della sala, con questo oggetto veramente interessante, il presbiterio di Sansovino. Dall'altra c'è uno sfondamento virtuale dello spazio ad opera di Tintoretto, con materiale architettonico molto simile, cioè colonne, semicolonne, eccetera. Cioè uno spazio che è urbano, ovviamente, quello di Tintoretto, e architettonico, quello di Sansovino, ma probabilmente c'è anche una relazione fra questi due diversi tipi di sfondamento dello spazio. Lo provo in italiano. Grazie per la relazione interessantissima. Mi chiedo che si può dire che c'è un modo dialettico
nell'uso dell'architettura in Tintoretto, perché dilatando gli spazi reali architettonici, alla stessa volta distrugge questi spazi, sono deformati dal Tintoretto. Cosa pensa di questa relazione, diciamo, dialettica? Li distrugge e li deforma, esatto. Sono due, sono d'accordissimo, sono due operazioni sullo spazio, che è il materiale artistico, lo spazio, secondo me di più difficile definizione. Cioè, che cos'è l'architettura? Non lo so, non so mai se lo saprò. Però so di sicuro che è lo spazio il materiale che l'architetto scolpisce. È chiaro che è completamente diverso nel caso della pittura, ma è proprio questo il punto, cioè che secondo me Tintoretto non ragiona da architetto, non progetta secondo le regole architettoniche. Al massimo arriva a montare delle citazioni. Allora tutto questo si può spiegare, si può verificare e si può spiegare attraverso lo studio della prospettiva, no? In Tintoretto, lo ha detto Erasmus Weddinger, lo ha detto Matile, soprattutto in quei quadri che non erano, in quei dipinti, che non erano pensati per essere visti assialmente, ma lateralmente. Sto pensando ai cosiddetti quadri bislunghi che si trovavano soprattutto, ma non esclusivamente, nelle cappelle laterali, per esempio del Santissimo Sacramento, ma non esclusivamente. Allora, questi quadri necessariamente erano visti di scorcio e necessariamente erano visti non da un unico punto di vista, ma pensati per essere visti dinamicamente. Questa visione dinamica è suggerita, sollecitata dalla moltiplicazione dei punti di fuga. Ogni punto di fuga si porta con sé un quadro prospettico, cioè moltiplicare i punti di fuga vuol dire moltiplicare i quadri prospettici che, montati fra di loro, creano uno spazio deformato. Non è più lo spazio di Veronese, naturalmente, e che condizionano un certo tipo di percezione da parte dell'osservatore, quindi anche di comprensione della narrazione, della composizione, eccetera. In tutto questo l'architettura è veramente in secondo piano, cioè l'architettura al massimo delimita lo spazio e definisce uno spazio tale da poter organizzare la composizione delle figure e di conseguenza la narrazione in un certo modo. Bene, prego. Posso forse mettere il punto su un elemento normalmente non osservato abbastanza, che Tintoretto abitava in un quartiere intorno a San Giacomo dell'Orio, dove esiste tuttora la famosa colonna del Tempio di Salomone e un capitello ionico che era all'epoca sua abbastanza rara, e io credo che l'impressione di questo capitello ha formato l'interesse di Tintoretto per introdurre nelle sue opere specialmente questa colonna ionica, specialmente a San Rocco e nell'Adultera di Roma. Grazie per questo suggerimento interessantissimo. Noi abbiamo organizzato un paio d'anni fa un convegno sulla chiesa di San Giacomo e ci fu proprio una relazione su questa straordinaria colonna. È una delle più belle colonne non rinascimentali che ci sono in Italia, ionico. Sapete che l'ordine ionico è il più difficile da organizzare, soprattutto negli angoli, perché ha una simmetria bilaterale, il capitello. È difficilissimo da organizzare sia dal punto di vista architettonico sia appunto raffigurando uno spazio sotto forma di telaio. Dixit Gianmario Guidarelli, che abita anche lui a San Giacomo dell'Orio. Esatto.
Prego, ancora una domanda. Allora, anch'io vorrei complimentarmi con i relatori per le bellissime relazioni e volevo però fare una domanda in particolare a Gianmario, perché aprendo il suo libro qualche mese fa ormai, mi sono resa conto di questo aspetto molto affascinante, sul fatto appunto che ci fosse non soltanto la distorsione di cui Gianmario ci ha parlato appunto nella sua presentazione, ma anche questa idea che gli spazi restituiti poi attraverso la ricostruzione 3D eccetera eccetera non sembrano più avere tanto un rapporto con gli spazi reali, nel senso sono autentiche appunto deformazioni. Ora io quando ho capito questa cosa leggendo il tuo libro, in particolare il tuo saggio, mi sono ricordata di un vecchio convegno a Tours, che ha ormai quasi 10 anni, in cui una volta Maurice Brock disse che avevano fatto un lavoro di questo tipo, senza la ricostruzione 3D, ma semplicemente con la restituzione prospettica in piano, eccetera, eccetera, e che per esempio perfino Piero della Francesca funziona così. Quindi la mia curiosità è che non è che i pittori funzionano proprio così. Devi dirmelo te, cioè dovete dirmelo voi storici della pittura, quindi penso proprio di sì. Bene, c'è la possibilità anche più tardi di tornare sulle relazioni che abbiamo ascoltato, ci concediamo 10 minuti di pausa.